Di qua ne ho tre, appunto, e questo qui, chiamiamoli chip, microchip, in questo momento ne ho quattro. Questo qui serve per pagare, questo qui lo avvicino al lettore, fino a 50 euro non ho bisogno di digitare il PIN, diversamente mi chiede di digitare il PIN. Invece questi qui, con uno di questi, lo uso per fare delle firme qui in azienda, oppure ci avevo messo dentro, per fortuna adesso non è più necessario, il Green Pass. Mentre gli altri due servono per aprire le porte a seconda del tipo, cioè sono due perché a casa ho il garage, invece qui sono le porte del data center. Cosa pensa, cosa dice la gente quando la vede pagare? Sì, quella è la cosa più, diciamo, più simpatica, anche perché specialmente se non ho su un orologio, oppure qualcuno mi dice guarda che l'orologio ce l'ha sulla sinistra non sulla destra, quando avvicini la destra è una cosa un po' strana in effetti ancora. Non vedo che a brevissimo sia una cosa, perché l'installazione è leggermente invasiva, appunto ci sono queste siringhe per installare questo tipo qui, mentre questo qui bisogna anche andare da un medico e fare 3-4 punti. Questi qui si acquistano in America, questo qui per il pagamento, la banca è una banca ungherese e la società che lo ha prodotto, che lo ha fatto produrre in America è polacca. E poi non è facile perché devi anche trovare il medico che ti accetta di fare questo tipo di intervento. Ho sentito appunto questa trasmissione di Enrico Pagliarini 2024, eravamo all'inizio gennaio-febbraio del 2016, che intervistava David Orban, è un ungherese ma la mamma italiana, poi lui vive anche in America, lavora per la NASA e quindi faceva questa trasmissione, parlava di questo piccolo accessorio grande come un chicco di riso, guardandolo bene sì, potremmo dire è un doppio chicco di riso alla fine, e diceva appunto che il mese successivo a Milano sarebbe stata la possibilità, chi voleva, di provare a fare questo tipo di sperimentazione. All'epoca era appunto un NFC come tecnologia, non l'RFID che è quello che si usa per aprire le porte, quindi l'anno successivo sono stato dalla stessa persona che me l'ha installato e mi sono fatto inserire appunto questi altri due, in questo caso RFID che li puoi programmare, avvicini lo strumento che quando è in fase di programmazione lo avvicini e lui lo memorizza, e quindi da quel momento quando tu avvicini la mano molto vicino a 2-3 centimetri. Tra l'altro questi qua non hanno batteria, perché l'altra domanda è cambiare la batteria, non ci sono batterie da cambiare, perché l'alimentazione la prende dall'apparato che si avvicina o dove tu avvicini la mano, gli dà quella piccola voltaggio necessario per trasmettere. È la stessa tecnologia degli antitaccheggio. No, per la privacy non è un problema, perché per la privacy è meno sicuro il telefono che ci portiamo appresso, perché quasi mai è ben configurato per gestire correttamente la privacy. Gli strumenti che potrebbero tracciarmi il mio passaggio attraverso una porta, un varco, diciamo sono rari, non sono utilizzati e non ha neanche senso utilizzarli. Sta cominciando, perché in Svezia è cominciato un po' prima. Si può pagare il treno, ma con una carta di credito si può pagare tutto. Con questi qui invece si possono memorizzare dei dati che permettono il pagamento. Un utilizzo interessante sarebbe averlo sotto pelle, avere il mio codice della tessera sanitaria, quindi nessun dato sensibile, ma in caso di necessità qualcuno potrebbe identificarmi da vicino, però non da lontano, quindi non mi preoccupo di essere soggetto a controlli da remoto, no? E in quello lì sarebbe un utilizzo veramente interessante.